Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera in base a quando ci state guardando. Siamo qui pronti per la quinta tappa del campionato degli amici del kart Veneto. Ancora una volta commentata da noi ragazzi di RT, quindi Tommaso Maffei e Daniele Gianfagna. Buongiorno, buonasera a tutti. Quindi saranno delle gare pazzesche, pista internazionale dove si sono viste gare di tutti i tipi, tra cui anche la 24 ore di Lignano, e quindi aspettiamoci di tutto. Questa sera ci saranno ben 5 gare, con 2 gare bronzo, 2 gare silver e poi la più bella, la gara gold. Quindi adesso iniziamo a commentare gara bronzo 2, ci vediamo tra pochissimo in pista. Ed eccoci quindi pronti per commentare la gara dei bronzo 2 qui nel GP5 di Lignano. In prima posizione troviamo Matti05 seguito da un ottimo Mattioli in seconda posizione. Marcon e Giopi a seguire terza e quarta. Quinto Rage 2018 e sesto Mr. Six. Metti in settima, Besce in ottava. Bogdan nono, Ferdinand decimo. Undicesimo Skyvari e dodicesimo Vale 46. Tredicesimo Ton 86 e quattordicesimo Il Conte. Quindicesimo Cava, sedicesimo Sbirame, diciassettesimo Falsi 57 e diciottesimo e ultimo Leo 646. Comunque, come possiamo ben vedere, Daniele, pista di Lignano è una pista bella grossa, molto complicata, in cui comunque si fanno anche gare internazionali, quindi sarà molto divertente per i piloti girare in questa fantastica pista. Esatto, e poi una novità che abbiamo sulle piste un po' più grandi, diciamo, a differenza del Chioggia Kart, è che la griglia è un po' più piena, ed Sostanziosa. eccoli che partono. Ecco, un po' più sostanziosa. Mentre i piloti partono, ottima partenza di Mattioli su Matti05. Vediamo se riuscirà a sorpassarlo subito dopo la prima curva. Sono affiancati e sembra essere riuscito ad andare avanti. Sì. È così, è davanti Mattioli. Quindi già la partenza di Mattioli ha fatto... Oh, incidente nelle retrovie! Incidente nelle retrovie, da capire chi è il pilota coinvolto alla fine del giro. La classifica si aggiornerà e capiremo effettivamente chi è stato il pilota coinvolto. Da vedere anche se la direzione gara deciderà di dare penalità. Quindi c'è tutto da vedere. Anche lungo! Lungo, Lungo! lunghissimo. Sembra quasi abbia perso completamente aderenza, l'ha Sì, portato largo sì, sì, in quella forse è curva. anche toccato da un pilota nel retrotreno. Quindi almeno a me ha dato la sensazione che venisse toccato. Poi da capire effettivamente la situazione, vedremo effettivamente il tutto. Comunque qua sorpassi per la terza posizione, si scambiano anche qua dietro, un bel gruppone. Un po' più staccati i gruppi almeno in questo inizio di bronzo 2, ma ci stanno facendo divertire però questi piloti, con Mattioli che è passato Matti 05, Mr. Sitz che è arrivato in terza posizione, ma non direi che, cioè, quasi sicuramente non riuscirà a tenere quella posizione perché sono tutti vicini. Guarda come si attaccano lì per la terza posizione. E poi il pilota che ha avuto più sfortuna è stato Sbisame, che è stato girato all'inizio praticamente della gara, proprio in questa curva qua. Comunque Ok. lotte molto interessanti in questa pista perché è più larga e è difficile mantenere la concentrazione da rettilini comunque più lunghi e con un kart a noleggio dove non si fanno velocità di punta elevatissime rispetto ovviamente a un telaio KZ, un kart motorizzato due tempi, 125. C'è più difficoltà anche poi nella staccata, quindi nello staccare sempre nello stesso punto Eh, e più possibilità ovviamente di sorpasso. Esattamente, esattamente. Diciamo che più che altro la difficoltà, più che la velocità, è proprio mantenere l'accelerazione, mantenere i giri alti del motore di questi noleggioni, tra parentesi, mettiamole così. Che è davvero difficile portare e tenere al massimo la concentrazione, soprattutto ai giri motore di questi piccoli ma bellissimi kart che ci stanno facendo divertire con questo GP5. Gara bronzo 2, solo 10 giri, però ci sta perché la pista è veramente lunga, lo stiamo vedendo. Comunque i piloti sono belli interessati a portare al massimo i propri kart e a Esatto. cercare anche
il risultato. Lì un bel sorpasso, penso, per la quinta sesta posizione, mentre poi abbiamo visto adesso dalla grafica il Conte e È il Cava. sembrata sesta e settima. Forse sesta e settima, hai ragione. Comunque il Conte e Cava che si sono scambiati di posizione con il Conte che sopravanza a Cava in questo caso. Sì, comunque i primi due stanno facendo una gara a parte, si sono allontanati tantissimo. Come dicevi tu, la difficoltà con questi kart è riuscire, soprattutto nelle piste un po' più grandi dove ci sono curve, in cui devi anche fidarti del kart, devi riuscire a mantenere una buona velocità o comunque i giri motore alti. Comunque abbiamo sbagliato entrambi perché in realtà era un sorpasso per la quarta posizione di Marcon, quindi alla fine abbiamo sbagliato entrambi le posizioni. E Ferdinand poi riesce a passare tonno 86 per l'11ª posizione. Comunque sì, la difficoltà nelle piste grandi, soprattutto in piste come questa in cui vediamo, oltre a curve veloci che sono favorevoli, le curve veloci per questi kart, presenta anche molti tornanti che invece non sono favorevoli e molti piloti hanno difficoltà a fare i tornanti, me compreso, se proprio dobbiamo ammetterci. Diciamo che personalmente preferisco curve veloci rispetto a dei tornanti che devi prenderli in un certo modo con questi noleggioni, e se non lo prendi in quel modo perdi solo tempo. Comunque Mattioli sta girando velocissimo, è distaccato leggermente Matti 05 che comunque rimane lì non a portata d'attacco, ma comunque mettiamo in zona di Pronto ad RS, approfittare di un in errore, zona di mettiamola RS così. tra parentesi. Non hanno l'ala mobile questi kart, però è lì vicino, è lì vicino. Mentre il Conte riesce a sopravanzare ben due piloti, Cava e Vale 46, passando in tredicesima posizione. Molto molto bella comunque come pista. Presenta sia dei tornantoni sia delle curve un po' più veloci. Questa doppia a sinistra è molto difficile da quello che vedo, più che altro perché ha degli angoli abbastanza particolari. Poi qui sembra essere praticamente un 8, molto complicato. Un po' come il simbolo dell'infinito, devi essere molto morbido e seguire, come dicevi tu, nei tornanti una traiettoria pressoché impeccabile. Esatto, esatto, devi cercare di tenere al massimo i giri motore, non è semplice con questi car, soprattutto nei tornanti in cui bisogna cercare di frenare il meno possibile. Proprio con questi car bisogna cercare di portarli in curva senza farli slittare, perché facendoli slittare si perde tempo, e senza frenare troppo, perché frenando troppo perdi giri motore, quindi è davvero Esatto. difficilissimo portarli al limite. Facendo un paragone con una moto, sarebbe come portare un 300 a Vallelunga, per esempio, dove devi farla praticamente solo scorrere, quindi devi entrare fortissimo e devi uscire con tanta velocità e quindi percorrere anche la curva con tanta velocità perché di motore alla fine non ne hai, mentre con un 1000, che nel nostro caso sarebbe un KZ o comunque un 125 due tempi a marce, hai tutta la potenza per poter uscire forte, insomma, anche se entri un po' più piano. Sì, sì, esattamente, esattamente. Un giusto paragone questo da parte di Daniele, proprio azzeccato in pieno quello che abbiamo praticamente detto, quindi complimenti per il paragone. Mancano solo due ruote in più alle volte. Esatto, mancano solo 2 ore in più. Comunque Matt prende la sesta posizione su Race 2018 e lì dietro si stanno veramente battendo tanto. Poi tante posizioni recuperate probabilmente per un errore, anzi senza probabilmente un errore di Vale Ritirato. 46, e poi anche un ritiro di Ferdinand che quindi non concluderà la gara. Al sesto giro arriva il ritiro di Ferdinand, che è il primo pilota per ora ritirato di questa gara, un vero peccato. Purtroppo ogni tanto capita che il kart ti molla e lì non si può fare niente. Purtroppo sono cose che succedono. Con i kart a noleggio succedono meno raramente, scusami, più raramente perché comunque sono più robusti, però accadono anche con questi. È la dura legge del motorsport, alla fine in qualsiasi ambito del motorsport c'è questa particolarità. Comunque Mattioli adesso ha distanziato di quasi una curva Matti 05 che non riesce a star dietro,
a Mattioli, ma riesce comunque a tenere distante Mr. Seeds che è in terza posizione, quindi non dico che il podio sia già assicurato, ma sono comunque messi abbastanza bene per le posizioni a podio. Sì, esatto, sono messi abbastanza bene e deve resistere solo per altri 4 giri il primo. Esatto, esatto. 4 giri alla fine in questa fantastica pista di Lignano, davvero molto molto bella da vedere e penso anche da correre. Io purtroppo non ho mai avuto l'opportunità di girare a Lignano, però so e ho visto comunque che è una pista veramente fantastica sotto l'aspetto di guida e divertimento. Ancora Mattioli che passa, inizia l'ottavo giro, 3 alla fine per lui. Per ora ottima gara, praticamente dalla partenza non si è fatto più passare, quindi davvero mega mega gara fino ad adesso. Bellissima, e in partenza c'è stato davvero un bello spunto da parte di un po' tutti i piloti che si sono messi in lotta a gruppi di due, o anche tre abbiamo visto in alcune curve. Sì sì, l'unico alla fine che ne ha subito tanto di questa partenza è stato proprio Matti 05 che dopo un'ottima pole si è fatto proprio fregare all'inizio. Esatto, l'avrebbe potuto, a mio parere, tenere tranquillamente dietro, perché comunque il tempo lo ha fatto e non è riuscito ad approfittare, giocare bene le sue carte, anche se comunque è in seconda posizione, quindi complimenti anche a lui, ovviamente. Sì, sì, comunque c'è da dire che ci sono alla fine anche piloti che vanno molto bene in qualifica e si trovano un po' più in difficoltà in gara. C'è anche chi invece preferisce il contrario, chi preferisce la gara, quindi la costanza, il divertimento delle lotte, l'aggressività, proprio la bagarre di tutta la parte della gara. Invece c'è chi si trova in difficoltà proprio con questi elementi e preferisce fare un hot lap cercando poi di scappare subito. In questo caso Matti05 non è riuscito a scappare subito da Mattioli, ma comunque è riuscito a scappare da quelli dietro, quindi diciamo nel complesso una gara non bruttissima la sua. Peccato solo per la partenza, perché avesse centrato la partenza forse avremmo visto un'altra gara per le prime due posizioni. Sì, sicuramente avremmo visto più lotte. Ed ecco Quindi il commissario che sta per esporre, espone la bandiera a scacchi, E quindi gara finita. Sì, gara quindi gara finita. finita. Quindi erano, Esatto. erano due giri, mi sa, alla fine. Quindi gara finita con Mattioli che vince, Matti 05 secondo, Mr. Seeds terzo, quindi il podio alla fine si è confermato. Marcon riesce su Piro, ma attenzione, lì dietro sesta, settima posizione. All'ultima curva potrebbe esserci il sorpasso, vediamo che arrivano In vicinissimi. volata praticamente. Resch che nel giro è anche riuscito a sorpassare Matt, quindi bravissimo. Pesce ottavo, poi nono abbiamo Bogdan, seguito decimo adesso da Skyvari. Successivamente arriva un altro pilota che è Cava, che è riuscito a passare nel giro un pilota. Vediamo questi due piloti che adesso arrivano e sono Tonno e 86 il Conte che hanno perso posizioni. Poi arriva Vale 46 invece che ha recuperato qualcosina. Altri due piloti che arrivano molto vicini sono Falz 57 e Leo 646 che ha perso qualche posizione, e poi Sbisame che purtroppo arriva ultimo dopo l'incidente iniziale, e Ferdinand che si ritira. Quindi fine batteria bronzo 2, adesso andiamo a vedere la classifica finale. Quindi classifica finale che vede adesso come vincitore Mattioli, secondo Matti05 e terzo Mr. Seeds. Complimenti a questi tre che sono arrivati a podio, con best lap proprio di Mattioli. A seguire in quarta Giopi, in quinta Marconi, in sesta Race 2018, in settima Matt, ottava Bescia, nona Bogdan, decima Skyvari, undicesima Cava, dodicesima il Tonno, 86, tredicesima il Conte, quattordicesima Fal 21 o Falzi 21, adesso un attimo da capire. Poi abbiamo visto in quindicesima Leo 646, in sedicesima Vale 46, diciassettesima Sbirame e poi diciottesima purtroppo Ferdinand che non è riuscito a concludere la gara per il ritiro.
Quindi questa è la classifica finale e adesso possiamo passare poi alla finale bronzo 1. Eccoci quindi qua pronti per la gara bronzo 1. In prima posizione troviamo Toffa, secondo Julie, terzo Joker e quarto Aich, quinto Trivea e sesto Kimi. Lo rinomeremo Iceman. Esatto, settimo Miro, ottavo Canopium, nono Lorenzo e decimo Cod, undicesimo Benny e dodicesimo El Conquistador, tredicesimo Alex, quattordicesimo Santa, quindicesimo Muya, sedicesimo Hamilton, diciassettesimo Giova76 e diciottesimo Hector Fock e diciannovesimo e ultimo Basame. Quindi gara bronzo 1 che speriamo sia divertente quanto la bronzo 2 e adesso ci si appresta a partire. I piloti sono carichi, belli pronti, li mettono bene in griglia, si partirà tra poco e via, ecco qua, partenza, si parte. Cercano tutti di spingere il kart per sfruttare al meglio la partenza e si allineano tutti quanti. Hanno fatto un bel trenino, i primi 4. Il Esattamente. sorpasso. Di dietro Joker che è riuscito a passare Julie forse. E un pilota che finisce fuori pista. L'abbiamo visto un attimo sull'erba ma sembra essere rientrato tranquillamente. Mentre Toffa sembra ancora riuscire a mantenere la prima posizione. E qui i piloti sono rimasti molto più attaccati rispetto alla gara precedente. E Toffa ha perso già la posizione nei confronti di Julie, mi sembra. Contatto tra i piloti. E anche Joker in teoria dovrebbe aver passato Toffa, che aveva fatto pole position. Diciamo che questo primo giro non è ottimale per lui. Vediamo se riuscirà a stare dietro ai piloti di testa, oppure se i piloti dietro di lui lo sorpasseranno e gli daranno filo da torcere. Va a concludersi il primo giro in questo momento. Vediamo la classifica con Julie prima, Joker secondo, terzo Toffa, quarto Trivea, quinto Aich, sesto Miro, settimo Kimi, ottavo Conquistador, nono Canopium, decimo Cod, undicesimo Lorenzo 00, Benny, Hamilton, Muya, Santa, Giova, Bisame, Alex ed Hector Fock. Praticamente tutti hanno cambiato posizione tranne Cod, che ha deciso di essere l'unico a differenziarsi, mettiamolo così. Tanti cambi di posizione, speriamo di vederli anche durante tutto il corso di questa gara e non solo all'inizio. Mentre Toffa, che ha perso altre posizioni, è addirittura quinto se non vado errato adesso. Quindi un Toffa in grande difficoltà con il suo kart e proprio con la gestione della sua gara in questo momento. Dopo un'ottima pole position. Oh, attenzione, pilota ha girato in pista nelle retrovie nel mentre. Forse sta anche aspettando l'avversario, da capire quello che è successo. Comunque ripartono alla fine entrambi in fondo al gruppo. Niente gravi problemi per fortuna, mentre Julie e Joker sono attaccatissimi. Per la prima posizione poi c'è Trivea e Aice per la terza e quarta. Toffa scende in quinta come abbiamo visto. Kimi Conquistador prendono posizioni, Miro perde delle posizioni e poi i piloti che sono rimasti coinvolti nell'incidente da dietro sono Canopium ed Hamilton, che si trovano 18esimo e 19esimo. Quindi torniamo su Toffa, che cerca di seguire il gruppo davanti a sé, almeno per tentare di prendere un podio che in questo momento è molto insperato. Si tocca gli avversari, si scusano Trivea e Aichi, che si sono toccati là davanti nel tornante. È proprio bello da vedere questo gesto di scusa alla fine tra loro due, perché fa sempre bene vedere del fair play anche comunque in queste gare, perché alla fine sono qua per divertirsi, non sono qua per vincere il campionato del mondo, sono qua per divertirsi alla fine. Esatto, anche perché non penso vincano milioni come in Formula 1 si stiano giocando milioni, quindi... Oh, magari si stanno giocando milioni anche qua, che ne sai. me li giocherei anch'io nel caso. Comunque Joker è riuscito a passare Julie dietro dalla terza alla settima, non cambia niente. Cod passa Miro,
Dalla decima alla dodicesima tutto regolare, tredicesima, quattordicesima cambio di Alex e Santi in posizione e dietro di loro tutto tranquillo, senza cambi di posizione. Forse Toff ha perso un'altra posizione, mi sembra che Kimi forse ha passato proprio Toffa, adesso vedremo poi se appena taglieranno il traguardo effettivamente sarà così. Quindi molto bene per ora questa Ho visto gara. un kart. Sì, sì, c'è un kart che era fermo già dall'inizio della gara, non si preoccupi. No, e magari se l'erano dimenticati. Volevo avvisare su. Ci sta, ci sta. Comunque mi sembra proprio che Toff abbia perso la posizione su Kimi. Per il resto, situazioni regolari, piloti che si stanno inseguendo molto bene, stanno facendo delle belle lotte. Per ora, con Joker che è riuscito a scappare da Julie, mentre Trivea e Aich provano a sorpassarsi. Vediamo Trivea se riuscirà a passare. Non lo so, non lo so. Da capire, mentre Toff è andato largo Kimi, potrebbe approfittarne Toffa là in quinta posizione. Con anche Miro, anzi non volevo dire il Conquistador che potrebbe approfittare delle retrovie. Miro che poi è passato COD, Alex Giova e Lorenzo 00 e Torfok. Belle Joker intanto lotte. anche si è allontanato. Mhm. Belle lotte Giulie, comunque per la terza posizione e per la quinta, sesta e settima per ora. Con il Joker che è esatto. scappato. Bellissime lotte e Giulia sta cercando di prendere vantaggio. Sì, Purtroppo Giulia sta la volta, cercando di scappare nei confronti del terzo e quarto perché stanno arrivando veramente a cannone. la volta Mentre, scorsa sì, mi sembra proprio che abbia perso Giulia, abbia perso 2 posizioni gli ultimi giri, quindi davvero un peccato per lei. esatto, comunque scambio di posizione di Ace e Trivie e come abbiamo visto il conquistatore è riuscito a passare Toffa che in questo momento gara disastrosa la sua, davvero. Una gara che non è iniziata per niente bene e sta perdendo, non dico una posizione al giro, ma ci siamo quasi. Comunque vediamo se riuscirà a recuperare qualcosina o se almeno riuscirà a tenere la posizione e i punti. Vedremo. Tutto da vedere comunque. Con il primo Joker che è scappato, continua a spingere al massimo. Non vuole assolutamente perdere quella prima posizione che si è guadagnato con fatica. Speriamo solo non faccia errori e che Esatto, riesca a esatto. mantenere un bel ritmo, anche se già potrebbe praticamente gestirla. Beh, il ritmo ce l'ha Così via. buono, perché quando toglie il traguardo i piloti dietro di lui devono ancora fare l'ultima curva, quindi comunque non ha un brutto ritmo. Mentre Aichi è riuscito a passare Julie, quindi occhio, perché gli hai portato veramente molta sfortuna in questo momento. Con Non Julie... volevo, e chiedo scusa. con Julie che Daniele ha proprio detto, la scorsa volta ha perso delle posizioni e Giulia anche questa volta perde un'altra posizione. Attenzione che adesso ha rischio al podio perché Trivea era lì vicino. Molto bene, comunque per adesso lotte, c'è anche un bel trenino tra le ultime posizioni. Esatto, stanno lottando veramente bene tutti i piloti. Molto movimentata questa gara a livello di cambio di posizioni ed è quello che vogliamo sempre. Più lotte ci sono, più ci divertiamo. Esatto. Comunque Toff ancora che cerca di seguire il Conquistador per almeno recuperare la sesta posizione, ma non è vicinissimo, mentre Trivea è passato Giulia. Giulia che continua la parabola discendente procurata da Daniele, chiaramente, che a questo punto è colpa dei commentatori in questo caso, non è mai colpa del pilota. Sì, ricordami chi era il commentatore della Formula 1 che portava sfiga? Mazzoni. Magari diventerò anche come lui. Diventerà il Anch'io come Mazzoni lui. della situazione. Dai, siamo Sì, però già... magari in Formula 1. Siamo già dei mazzoni della situazione, se ci pensiamo. Per il resto c'è solo da migliorare. Per il lato sfiga siamo a posto. Mhm. Per Quindi ora anche... situazione tranquilla. Sì, esatto.
Comunque avevo visto una linea diversa tra un paio di piloti e come alcuni cercano di sfruttare un po' meglio l'uscita in quel lotto, praticamente in entrata eh, entrano più stretti, mentre altri entrano un po' più larghi per uscire meglio. Sì, diciamo che soprattutto nelle curve un po' particolari, quindi in questo caso anche l'8, mentre COD è riuscito a passare Benny, in questo 8 diciamo che si può avere una traiettoria un po' più personale, anche se sono sicuro che quello di stringere subito facendo meno strada possa essere effettivamente la scelta migliore, perché si fa meno strada e si riesce anche a tenere abbastanza sui giri. L'importante è cercare di farlo scivolare il meno possibile il kart, quindi davvero l'importante è quello di spingere al massimo, stando il più stretto possibile. Come possiamo vedere, alcuni stringono veramente presto, altri invece stanno un po' più larghini per stringere dopo, quindi è proprio una scelta del pilota, e secondo me premia di più quella di stare stretto fin dall'inizio, perché con questi kart meno strada fai meglio è. Esatto. Poi non facendo velocità così tanto elevate, alla fine ti puoi permettere di stare stretto, comunque non hai tanta accelerazione, quindi Esatto, esatto. Comunque Lorenzo 00 è riuscito a passare Santa, mentre vediamo in alta a destra Toffa ancora in lotta con Kimi ed il Conquistador davanti a lui. Vediamo se riuscirà a sorpassarli. Due sono in lotta, il Conquistador, attenzione, potrebbe provare su Kimi. Nel mentre vedo Bandiera Scacchi che si sta prestando ad arrivare, con ancora Joker davanti, eccolo lì il commissario di gara che è pronto a sventolare la bandiera Scacchi. Sta arrivando Joker e quindi Joker va a vincere il Gran Premio di Mignano degli amici del kart di Veneto. Secondo un ottimo Aich, in terza posizione Trivea, quarta Giulia che veramente aveva il podio e l'ha perso così. Kimi quinto, sesto il Conquistador, settimo Toffa, ottavo Miro, nono Benny che passa COD all'ultimo giro. Alex undicesimo, dodicesimo Uia. Attenzione tra Giova e 76 Lorenzo 00 vicinissimi. Poi Santa arriva e Canopium. E poi lì dietro lotta tra la 17esima e 19esima posizione. Vediamo se ci sarà l'attacco di qualcuno. Arrivano vicinissimi. Con Etterfock che è riuscito a passare. Con Etterfock che passa alla fine. Quindi classifica finale con il vincitore Mattioli, seguito da Aich e terzo Trivea. Quarta abbiamo Giulia, quinto il Conquistador, sesto Toffa, settimo Miro, ottavo Benny, nono COD, decimo Alex. Per dirla tutta c'è anche da dire che Joker ha il punto per il best lap di 1.03.306 e Toffa ha il punto della pole position, perché ha fatto pole position. Poi, come possiamo vedere, abbiamo in 11esima Kimi, 12esimo Muya, 13esimo Giova, 14esimo Lorenzo, 15esimo Santa. Comunque una cosa che effettivamente non abbiamo detto in bronzo 1, cioè in bronzo 2, scusate, è che la classifica è fatta con anche le varie penalità che sono state date per incidenti o altri. Infatti Toffa è arrivato settimo, ma in realtà lo vediamo sesto per le penalità che sono state date. Comunque continuiamo per la classifica, per le penalità che sono state date ai piloti attorno a lui, perché lui alla fine, se davanti, non ha subito penalità. 16esimo Canopium, 17esimo Bisame, 18esimo Hamilton e 19esimo Etterfock. Quindi possiamo concludere qua gara bronzo 1, ci vediamo poi tra pochissimo con la gara Silver 2. A tra poco. Eccoci quindi qua pronti, carichi per questa gara Silver 2 che speriamo ci emozioni come le prime due bronzo 1 e bronzo 2 che ci hanno fatto divertire tantissimo. Nick in prima posizione, Rotto secondo, terza Erika e quarto Deme. Poi in quinta abbiamo Cesco e Piolo. In settima Bisame, in ottava Spris. Nona Titan e decimo Cive. 11esimo il Puge e 12esimo Zan. 13esimo Steve, 14esimo Madmates.
15° Matte 81 e 16° Legione 516. 17° Eric, 18° Ake, che conclude la griglia. Anzi no, scusate, c'è Lupo in 19ª ed Ade in 20ª. Ora possiamo dire che la griglia è conclusa per davvero. Esatto, 20 piloti per questa Silver 2, quindi ci aspettiamo ancora più lotte. Esatto, i piloti si preparano, come possiamo vedere sono tutti carichi. Vediamo come sarà la partenza. Si parte, partiti con una Eccoli. buona partenza di Nick. E dietro però Erika è partita molto bene, è già andata praticamente attaccata al retrotreno di Rotto. E adesso attenzione, contatti, È tantissimi rimasto, contatti. cioè, non ho visto chi era, non sono riuscito a riconoscerlo, ma era rimasto a sandwich, quindi Sì, non esatto. poteva fare niente ed è stato coinvolto, anzi l'ha gestita fin troppo bene, a mio parere. Intanto i primi due già sono andati via. Esatto, da capire chi sono i primi due. Sono sicuro che Nick sia riuscito a scappare. Non sono così sicuro di Rotto, semplicemente quello. Però adesso vedremo poi quando la classifica si aggiornerà. E vedremo se effettivamente è riuscito a scappare anche Rotto insieme a lui. Però mi sembra proprio che sia lui in seconda posizione. Mentre dalla terza posizione in poi è un trenino lunghissimo. Sì, scopriremo solo sul traguardo quali saranno le posizioni che sono cambiate effettivamente, perché così a mio parere è impossibile non conoscendo i piloti. Esatto, li stiamo imparando i piloti a riconoscere tutto, ma è ancora difficile. Comunque sì, sono Ok, proprio Nick e Rotto. Vediamo, Erika è rimasta terza con Deme quarto, Piolo che è lì, e adesso siamo sull'onboard di Cive che si trova in 11ª posizione attualmente. 11ª posizione ed è in bella in lotta con proprio tutto il gruppo, quindi molto interessante, molto interessante. Sì, belle lotte e gara che si preannuncia già dal primo giro scoppiettante, tranne che per i primi due che fanno gara a sé sono Esatto. già lontanissimi. I due che comunque rimangono molto attaccati a livello di velocità e tutto, però non sono staccatissimi da Eric, eh. Comunque Considerando che sono sono mezza curva, non è distantissimo, sono recuperabili, distanti ma recuperabili. Comunque tante Considerando che grandi sono posizioni. passati solo 2 giri, siamo solo al secondo giro, anzi al terzo adesso ed inizia. Con Erika che rimane davanti, Ademe e Piolo, Cesco rimane in sesta, Titan riesce a passare Basame e Legione 516 Cive, il push su Matt 81, Ake Lupo su Mednitz ed Ade su Eric. Quindi per ora grandi cambi di posizione in tutta la griglia, tranne le prime quattro posizioni che rimangono praticamente invariate. Adesso attenzione a Cive che proverà l'attacco, ne sorpassa due in un colpo, attenzione Bravo, all'incrocio, riesce a passare, nessun incrocio. bravissimo, bravissimo. Molto bravo sotto questo aspetto, ha fatto un gran sorpasso, approfittando della bassa velocità degli avversari, dovrebbe essere risalito in 10ª posizione adesso. Comunque dalla terza alla sesta sono attaccatissimi, guardali come sono attaccati. Questa Silver 2, Neanche, neanche una qualifica di Formula 1 è così serrata, no no, assolutamente, almeno di concordo. quest'anno, si intende. Sì, Cesco in quinta posizione, riesce a passare Piolo. Legione, Cive e Spriss passano Zan e Steve. Mentre dietro, attenzione ai contatti, un pilota addirittura in drift, si scusa con l'avversario davanti, probabilmente tocco involontario perché è andato tanto sul cordo da quello che abbiamo potuto vedere. Non ha danneggiato per fortuna nessuno dei due, quindi alla fine tutto regolare. Va bene così. Va bene così, va bene così. Giusto per citare prima, tutto bene fino ad ora. È un po' tardi per dirlo, è un po' tardi, si dice sempre in partenza. Attenzione a Cive, contattino e sorpasso con l'aggressività giusta. Cive forse riesce a Bel passare in nona. sorpasso, davvero un bel sorpasso, mi è piaciuto. Grande aggressività di Cive che comunque sta facendo una buona gara fino ad adesso con
un ottimo recupero. Nick e Rotto ancora attaccati praticamente dall'inizio della gara, con anche Erika, Deme, Cesco e Piolo che sono lì. Si affiancano, attenzione all'attacco di Deme su Erika, però è lungo l'incrocio di Erika che riesce forse a portare a termine il sorpasso, il risorpasso in questo Pilota caso. largo lì. Pilota largo, e adesso c'è Cive che è addirittura in ottava posizione. Torniamo ancora su Cive del VLF perché sta facendo davvero una gran gara. Tenterà un alto sorpasso? Vediamo. Vediamo, è vicinissimo. Anzi, in realtà, da quello che vedo c'è scritto nella maglia della versione davanti Legione 516, quindi in teoria è dietro a Legione. Vedremo effettivamente se è così poi dalla grafica. Vedremo, vedremo. Comunque l'importante è che è in lotta e che si sta divertendo. Esatto, esatto. Divertendo. Ancora Nick e Rotto, stessi distacchi, più o meno, forse un po' più distaccato rispetto ai giri precedenti, ma è sempre lì. Con Erika che è riuscita a rimanere davanti, Cesco che è passato Deme, attenzione a Piolo che potrebbe tentare su Deme la prima curva, ci tenta, il sorpasso viene un contattino con tentativo di incrocio, sembrano ancora attaccati. Purtroppo la telecamera si sposta e non ci fa vedere il continuo della battaglia, ma comunque bella lotta stanno facendo anche lì dietro dalla terza alla sesta posizione. Molto molto bene. Veramente veramente bravi. Verissimo, comunque non è facile avere questo tipo di guida. Oltretutto non sono professionisti e ci fanno divertire, forse anche di più alcune volte. Sì, sì, assolutamente. Concordo con te, gare molto divertenti, molto professionali. Sì, ci sta il contatto ogni tanto perché comunque fa parte del gioco. Però sono sempre pronti nel caso a scusarsi e nel caso Esatto. anche a lasciare la posizione da quello che ho potuto vedere fino ad adesso. C'è un po' più di leggerezza nell'area, mettiamola così. Cosa Esattamente. che purtroppo, ma anche giustamente, quando ti giochi un mondiale non è facile. Mantenere quella leggerezza, sì, sì. Esatto. Comunque alla fine Piola è riuscito a passare Dene che adesso lo sopravanza in quinta posizione. Quindi adesso ancora posizioni più o meno invariate nel resto del gruppo, rimangono molto vicini, raggruppati tanti piloti, però non sembrano avere il giusto aggancio, la giusta possibilità di sorpasso e quindi stanno ancora aspettando. Con Erika che sta tenendo benissimo la terza posizione nei confronti degli avversari dietro di lei, quindi davvero gran difesa fino ad adesso. Nick adesso ha staccato tanto Rotto, siamo al terzultimo giro se non vado errato e questo può essere un gran vantaggio. Ho visto una possibile lotta tra Erika e Cesco. Mi è sembrato Sì, sì, in sì, sì, curva sì, sì, 1. sì, assolutamente. Erika comunque è attaccata sia da Cesco che da Piolo e anche da Deme un po' più distaccato, nel mentre siamo tornati su Cive che ha perso la posizione su Legione 516. È un po' distaccato ma non troppo, vediamo se Cive dimostrerà ancora grande velocità come ha dimostrato fino ad adesso e se riuscirà a sorpassare l'avversario. Comunque ha fatto davvero dei bei sorpassi Cive durante il corso di questa gara. Mm. Sì, 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 concordo appieno ed è stato proprio il massimo poterli vedere direttamente dal Dal suo suo onboard. onboard. Nick, ancora prima, Rotto prova a seguirlo, ma sembra, non dico una questione chiusa, ma quasi. Deme riesce a passare sia Cesco che Piolo. E quindi grande lotta tra la terza e la sesta, ma Erika sta difendendo veramente in maniera sublime fino ad adesso. Esatto, bravissima Erika. Tutto bene fino ad ora. Intanto Deme passa. Cosa ne pensi di questa gara?
Penso che sia molto divertente. I primi due sono più o meno scappati, ma hanno fatto comunque vedere delle belle lotte. Dietro di loro stanno scaturendo e continuano a scaturire grandi lotte con gruppi belli grossi. Gli unici che forse si salvano più o meno è i Titan, che è in settima posizione ed è appena distaccato dal gruppo dalla terza alla sesta. E poi qualche pilota nelle teorie, però per il resto sono tutti in lotta e stanno facendo un lavorone tutti praticamente. Allora si prepara la batteria Silver. Mamma mia, con Dame che è riuscito a passare davanti, in realtà è passato davanti prima effettivamente, c'è solo la freccetta che lo segna, in realtà era passato prima, e Zan che è riuscito a passare Ake quando praticamente siamo all'ultimo giro, infatti il commissario è lì pronto con la bandiera a scacchi, con Nick che sembra avere la vittoria in mano, sembra andare molto tranquilla adesso, Erika, forse ha perso la posizione Erika, non vorrei errare. Mi è sembrato di vederla in quinta posizione, non vorrei errare perché mi dispiacerebbe tantissimo. Perdere la posizione così all'ultimo giro fa male. Sì, fa malissimo. Mentre Nick vince, seguito da un ottimo rotto. Vediamo adesso la terza posizione di chi è. No, è proprio Erika, allora me lo sono Meno immaginato. male. Era Piolo che ha passato Cesco e mi sembrava Erika, in realtà Erika è arrivata terza. Poi Legione che arriva ottavo, Spris che sorpassa Cive, quindi un Cive che alla fine arriva in top 10. Un peccato non sia arrivato in nona barra ottava posizione perché c'era rimasto per qualche giro, però è stato comunque molto bravo. Basame undicesimo, dodicesimo Matt 81, tredicesimo Steve, quattordicesimo Zan, quindicesimo Ake, sedicesimo il Kush e via via. Adesso tanto rivediamo la classifica con vincitore Nick, secondo Rotto e terzo Piolo. Attenzione perché le le penalità, non so parlare in questo momento. Le penalità hanno penalizzato Erika e l'hanno portata dalla terza alla sesta posizione, quindi pesantissima questa penalità subita da Erika, che gli ha fatto veramente come si può dire, proprio distrutto un podio conquistato con grande aggressività e la giusta correttezza. Da capire effettivamente la medianità, però a questo punto presumo sia la penalità per il contatto in cui si sono ritrovati i piloti a sandwich, vado a presumere, poi Credo proprio di sì, anche perché altri contatti, almeno dal nostro punto di vista, non ne abbiamo visti dalle esatto, telecamere. esattamente. Quindi Comunque peccato, si può dire peccato a questo punto. peccato, ha fatto la stessa fine di Giuli in bronzo 1. Esatto, comunque Nick primo, secondo Rotto, terzo Piolo che alla fine riesce ad arrivare a podio, quarto Cesco, quinto Titan, sesta Erika, molto sfortunata, settimo Deme, ottavo Legione, 516, nono Spris, decimo Cive, undicesimo Basame, dodicesimo Matt 81, tredicesimo Steve, quattordicesimo Zan, quindicesimo il Kush. Ricordiamo inoltre il best lap di 1.03.281 di Nick, con anche mi sembra la pole position, adesso andiamo a controllare, sì esattamente, anche la pole position di Nick, quindi è riuscito a fare l'unplane totale, quasi il Grand Chelem mettiamo quasi. Comunque Lupo 16esimo, 17esimo Ake, 18esimo Mednitz, 19esimo Eric e 20esimo Dade. Quindi finita gara Silver 2 e poi si continua tra pochissimo per la gara Silver 1, ci vediamo tra poco. Eccoci qua, quindi pronti per il Silver 1 con Gatto Puma che inizia in prima posizione e Sergio Seatti 5 in seconda, Giorgetta 95 in terza, seguito da Pippo in quarta, Zago quinto e Tuna sesto, poi Teo Coli settimo ed Elia ottavo, nono Agio, decimo Cente, undicesimo Esbuda, dodicesimo Iaco, tredicesimo Gonea, quattordicesimo Fadda, quindicesimo Bulldog e sedicesimo Zoya, diciassettesimo Michi Benz, diciottesimo Luca, diciannovesimo Laika Riz e ventesimo Poz.
a concludere la classifica. Non è vero, mi mentiscono sempre, mi mentono sempre. È Veteran David 05 in 21esima e in 22esima abbiamo Thomas 16 e questa gara inizia direttamente già partiti. Praticamente lanciati. Lanciati, esatto. Sembra una partenza lanciata, ma sappiamo sicuramente che sono partiti da fermi. Nel mentre, piloti che stacca forte, grosso contatto nelle retrovie. Che traverso! Due o tre piloti coinvolti e un traverso anche pazzesco. Comunque, adesso sono convinto che la prossima gara saranno 24 piloti e mi fregheranno ancora una volta. Sono convinto di Magari ciò. saranno di nuovo 20. Cavolo, se sono 20 mi frega in qualsiasi caso comunque. Comunque inizio di gara con un sacco di contatti, soprattutto nelle retrovie. Vediamo anche i piloti davanti che comunque sono vicini, distaccati in tranquillità ma comunque molto vicini. Vediamo solo il sesto e settimo che sono veramente tanto attaccati in questo momento. Belli, guardali, che fanno tutti linee diverse. Sì, sì, stanno facendo tutte linee diverse, si stanno un attimo studiando. Con Gatto Puma rimane davanti, Giorgetta 95 passa Sergio Sia, Zago Pippo, poi Tuna, settimo Elia, Agio e Teocoli, Cente che perde un sacco di posizioni, Luca Fadda, Laicarizzi, Largo! largo, abbiamo visto. Largo, un altro Doppio pilota. largo! Triplo largo. Guarda, Tutti sono larghi, 4. tutti larghi. Comunque Tutti Luca... larghi e col traversino coccolino. Esatto, Luca Fadda Laicarizza davanti a Jaco, Zoya non cambia posizione, Poz passa Bulldog, Thomas 16, Veteran Davide, Michi Benz e sono davanti poi a Gonea che è il pilota che è rimasto coinvolto proprio nell'incidente iniziale in cui è rimasto girato alla seconda curva praticamente. Quindi molto bene per ora la gara, a parte qualche contattino. Però ci stanno facendo molto divertire. Ho la giusta aggressività. Guarda qua dietro, che belle lotte. Affiancati, prova di affiancarsi. Vedremo. Forse c'è stato il sorpasso. Guarda Giorgetta che praticamente va a spingere Gatto Puma. Si fa come nelle... In che auto si fanno? Mi sembra con tipo le Clio, queste auto da turismo. Esatto, con le Forse anche Clio. nelle DT. Che traverso! Forse anche le... Oh, lungo, accompagna lunghissimo un pilota che manda addirittura fuori pista. Erano agganciati praticamente. Sì, esatto. Comunque stiamo vedendo un sacco di lunghi in curva 2 che per ora si sta dimostrando la più difficile della pista per questi piloti di Silver 1. Sta mietendo parecchie vittime, anzi Esatto. parecchie posizioni nel caso. Beh sì, comunque sta cioè, più che distruggendo sta rendendo più gioiosa la nostra classifica, mettiamola così. E anche il nostro E commento. anche il nostro commento, assolutamente. Comunque Pippo è passato a Zago, Cente ha passato a Sbuda, Poz, Zoya, amici Benz Veteran David passano Bulldog e Thomas 16. Mentre qua dietro ancora belle lotte, adesso arriva Gatto Puma, con Giorgetta che si è staccata un pochettino, ma è sempre lì. Gatto Puma che è aerodinamicamente avvantaggiato. Si avvantaggia nel rettilineo. Sì, non lo so dire, lo ridica lei. Aerodinamicamente Perfetto, volevo dire. perfetto, sì. Seguiva il kart, praticamente non si vedeva lui. Esatto, lui è sotto il kart quando è il momento, si mette in carena come nelle moto. E qui aiuta comunque, Sì, perché... sì, qui sui kart aiuta assolutamente, soprattutto se sei una persona un po' alta, abbassarti comunque ti dà quel vantaggio aerodinamico che è poco, però può dare una mano, soprattutto in scia. Sì, soprattutto se hai necessità o di sorpassare o appunto di comunque di staccare l'altra persona. Beh, per esempio io non avrei proprio problemi. Esattamente. Comunque molto divertente però con Gatto Puma ancora davanti, Giorgetto 95 e Sergio 7 che sono i primi tre abbastanza staccati dal gruppo dietro di loro, con Pippo, Elia che passa Zago, Agio, Teocoli, Tuna, Cente e Fadda rimangono così, mentre Sbuda, Luca, Laicariz, Zoya e Iaco. Cambi di posizione continui anche qua dietro ancora, cambi di posizione, incroci di traiettoria. Mamma mia. Bellissimo. Mamma mia, Che lotta. Possiamo fare... Dobbiamo chiedere se si può fare la prossima gara, solo con la curva 2.
Eh sì, perché la curva più interessante per ora a livello di, come si può dire, di imprevedibilità. Sì, anche perché essendo, mi sembra anche più larga forse delle altre, ehm, è più facile per fare altre traiettorie, insomma, puoi interpretarla in più modi se vuoi tentare un incrocio di traiettoria, eccetera. Sì, esatto, esatto. E poi una cosa che ho notato anche è che molti piloti si fanno fregare proprio da questa larghezza della curva e staccano troppo tardi e quindi poi si ritrovano larghi. Almeno io ho questa sensazione, almeno da quello che ho potuto vedere dai piloti che stanno staccando forte in quella curva. Sì, tanto perde la posizione, Per la posizione vediamo. un pilota che ha perso tantissime posizioni del Bulldog Eh, ed e Sbuda soprattutto, perché Bulldog me lo ricordo che fosse nelle retrovie, mentre Sbuda era un bel po' più avanti, quindi da capire quello che è successo. Quindi prepariamoci a vedere delle penalità, secondo me, a questo punto. eh sì, Top sicuramente la 11. direzione gara avrà un bel da farsi. Top 11 comunque non cambia, cambia dalla 12ª posizione in avanti la situazione. E quindi molto molto interessante. Con Gatto Puma che ormai è tranquillo, sta facendo la sua gara. Giorgetto Certo. segue a praticamente mezzo, non dico mezzo rettilineo di distanza, ma mezzo, Quasi, mezzo quasi. quasi, esatto. Mentre anche Sergio Seat è un po' più distante, una curvetta praticamente di distanza, mentre dal quarto fino a, ecco qua un altro sorpasso che avviene qua proprio in curva 2, occhio dietro che potrebbe esserci un altro attacco, la telecamera ci frega ancora una volta e ci toglie la bella lotta che stiamo vedendo. Questa regia internazionale, Ah, come ah, Monaco, questa regia. come Monaco e Stroll, però alla fine diciamo che qua passa da sorpassi ad altri sorpassi, quindi alla fine non ci annoia mai, non passa su Stroll che taglia a caso la griglia, quindi taglia a caso la pista, quindi diciamo che comunque va molto meglio questa regia, grazie ancora Marco comunque. Regia di Marco Marco Brigherio. Briga- Brigato. Ok, quindi il gatto Puma davanti a Giorgetta ancora e poi Sergio Seat che rimane lì, poi tutto il gruppo delle retrovie che dalla quarta all'11esimo sono tutti lì, attenzione con l'attacco di Agio su Elia, forse avviene, riesce a rimanere davanti attualmente da quello che abbiamo visto dalla ripresa, con Cente poi che è riuscito a passare Tuna, Laika Rizzi, Zoya e Poz che riescono a passare Luca. Bulldog che ha salito una posizione nei confronti di Veteran David, la grafica non lo segna, però ci sta comunque. Bulldog che, o forse l'ha passato il giro prima e non me ne sono accorto io, può anche essere così. Non so, comunque sta di fatto che è passato, è avanzato di una posizione. Esatto. Comunque i primi tre l'hanno quasi ipotecata, devono solo andare tranquilli adesso. Sì, Quando anche perché manca mancano... un giro. Sì, due giri, perché adesso è l'ottavo, al nono quando inizia, poi è l'ultimo, quindi due giri. Sì, esatto. Perfetto, perfetto. Manca poco alla fine di questa fantastica gara. Fadda riesce a passarti a Ocoli. Dai Carizza rimane lì. Gonea riesce a passare un altro pilota. Gonea ricordiamo che era 22esimo all'inizio della gara. Cioè, perché è stato girato. Poi Iaco, Luca che perde posizione. Thomas che ne recupera. Pozzi vince Benz che perde una posizione. Molto bene i piloti che stanno facendo divertire tutti e qua ancora Gatto Puma che rimane davanti seguito da Giorgetto95 che ha provato in tutti i modi a rimanere dietro, ma Gatto Puma ha dimostrato grande abilità e velocità in questa pista e non è riuscito in nessun modo a sorpassare Gatto Puma. Ultimo giro inizia adesso per Gatto Puma e la sua leadership. Vediamo se riuscirà a portare a termine il buon lavoro fatto. Attenzione invece di dietro perché il quinto e sesto erano vicinissimi, Elia e Agio.
quindi davvero interessante le lotte che possono arrivare fino alla fine di questo giro nelle retrovie. Siamo nell'ultimo giro. Esbuda è riuscito a passare Veteran David, mentre all'inizio del penultimo giro, cioè all'inizio dell'ultimo giro, scusate. E quindi Gatto Puma, ultime curve per lui, si appesta al penultimo destra. Eccolo lì, ultima curva per lui. Ed è proprio Gatto Puma a portarsi a casa un'ottima gara, seguita da Giorgetta 95, ottimo secondo posto. Terzo, Sergio Seat 5. Quarto, arriva adesso, qui distaccato dagli altri, Pippo, ma attenzione qua dietro perché sono tutti attaccati. Elia Cente è riuscito a passare Age e Zago, Tuna, Fadda e Teocoli, puoi seguire. Ancora qua nelle retrovie, Gonea che passa la Icarizza e Zoya in questo ultimo giro. Iaco 15esimo, 16esimo Luca, 17esimo Thomas 16, 18esimo, 19esimo Pozzo e Mici Benz. Arrivano poi a concludere gli ultimi tre piloti, che sono Esbuda che passa Veteran David, che passa ulteriormente Bulldog, che aveva recuperato le posizioni ma l'ha persa poi all'ultimo giro. Quindi il vincitore della classifica è Gatto Puma, seguito da Giorgetto 95 e Sergio Seat 5. Qui in questo caso nel podio non ci sono state modifiche. Vediamo solo se ci sono state qualche modifiche nelle prime posizioni di classifica. Da quello che mi sembra, forse ho visto solo Teocoli che è passato da 11esimo a 10esimo, però non ho visto altri cambiamenti particolari. Forse, adesso vediamo bene, no, Pippo era arrivato quarto, quindi a postissimo. Quindi come ben detto, Gatto Puma, Giorgetta 95, Sergio Seat compongono il podio. A seguire Pippo in quarta, quinto Cente, sesto Agio, settimo Zago, ottavo Tuna, nono Fadda, decimo Teocoli. Gatto Puma inoltre con un Grand Fastest Lap di 1.02.864 e inoltre anche la pole position. A seguire poi abbiamo l'Aicarizzo 11esimo, 12esimo Mici Benz, 13esimo Iaco, 14esimo Gonea, 15esimo Thomas 16, 16esimo Zoya, 17esimo Elia, 18esimo Veteran David 05, 19esimo Poz, 20esimo Bulldog, 21esimo Esbuda e 22esimo Luca. Ecco, adesso ho visto un po' di penalità perché Veteran David era indietro, stessa cosa Bulldog era ultimo, però Esbuda e Luca sono stati penalizzati, quindi diciamo che le penalità si sono viste. Quindi concludiamo qua gara Silver 2 e direi a questo punto a Daniele che ci vediamo per la gara dei Gold, la gara più importante della serata. Esatto. Ci vediamo tra pochissimo. A tra poco. Eccoci quindi qua pronti per commentare l'ultima gara di stasera, la Gold 1, con in prima posizione Inuyasha e in seconda Giro 94 HC. In terza Happy Today e in quarta Devil Alex. In quinta Albi e in sesto N.Edicolas. In settima posizione Ale 17 e Giova in ottava. In nona posizione Jack e in decima posizione Pietro. In undicesima posizione Censo e in dodicesima posizione Tiannetti. In tredicesima Finelli e in quattordicesima Fonti. In quindicesima Dennis Criminal e sedicesima Piccolomone. 17esima il Milanese e 18esima Mattias 12. 19esima Veggo e 20esima Vado al Maz. 21esima Raider e in 22esima Mach 1, che conclude la classifica. Quindi Daniele, prepariamoci a quest'ultima gara della giornata e partono subito i piloti con Inuyasha che è partito veramente male. Guarda subito il Giro 94 HC che riesce a passarlo istantaneamente alla prima curva. Esatto, quasi a volerlo farlo passare. Esatto, adesso forse vorrà prendere bene la mira, mettiamolo a questo punto così. Però per ora sembra tutto regolare e infatti siamo proprio on board con Giro 94 HC che ha perso la posizione su Inuyasha nelle curve che non abbiamo visto. Vediamo se proverà l'attacco, è attaccatissimo. Non tenta, attenzione al suo interno, cattivissimo Happy Today. E infatti vediamo un gesto di
dichiara lamentela verso l'avversario. Sì, sì, è un disprezzo contro l'avversario, è abbastanza palese, insomma. Esatto, Comunque esatto. adesso si trova quarto. Esatto, non ha apprezzato il gesto e vedremo se riuscirà a ribattere in modo pulito oppure no. Vedremo, vedremo. Comunque è ancora lunga la gara e può succedere di tutto. Esatto, vedremo. Comunque è attaccatissimo. Sì, sì. Inuyasha alla fine è riuscito a riprendere la prima posizione con Albi ed Happy Today che hanno passato Gino 94 HC. Alle 17 Giova che passano Devil Alex, Jack Dennis Criminal che passano da dietro, mentre c'è un sorpasso tra la quinta e la quarta posizione e forse Giro 94 HC ha perso un'altra posizione dalla seconda in cui stava. Poi Nicolas ha perso un'altra posizione, Finelli, Milanese e Piccolomone hanno preso delle posizioni con Chiannetti che ne ha perse. Mattias 12, Veggo, Mac1, Fonti e Mac1 che hanno recuperato posizioni, mentre Fonti, Censo, Vadalmaz e Raider hanno perso qualche posizione, tutti e quattro. Quindi, davvero, come al solito classifica nel primo giro di gara vede sempre alla fine un grande cambio di posizione. Adesso siamo nell'onboard di Devil Alex, vediamo come riuscirà a battagliare. Qua prova subito un attacco dall'interno della curva, lo esegue in maniera stupefacente, Bravissimo. davvero bravo. Bravissimo, passa in sesta posizione dunque. Mm, Giro 94 ha avuto anche sfortuna, se così vogliamo, perché nonostante il pilota che era, mi sa, Happy Today, sì. eh, o Albi lo ha, Happy scusami, Today, Albi lo ha Happy Today. passato, lo ha passato buttandosi all'interno, ne ha approfittato anche il pilota che era, che era dietro, insomma, e Sì, quindi ha sì. perso due posizioni anziché una. Esatto, esatto, concordo con te. Adesso siamo di nuovo on board con Giro 94 HC che sta cercando di recuperare sugli avversari davanti. Di sicuro non contento di quello che è successo e vedremo se riuscirà a recuperare qualcosina. Molto bene per ora queste curve, ma gli avversari sembrano essere più veloci rispetto a lui. Almeno in questo frangente di pista. Con Albi che è andato a recuperare Inuyasha che nei primi due giri sembrava da solo, mentre dietro un pilota addirittura ha deciso di fare rally. Da capire se c'è stato un contatto, noi non l'abbiamo visto. Però a un certo punto c'è stata una bella posizione di rally, c'è stata proprio una porzione di rally. Attaccatissimo Albi comunque. Eccolo Wow, l'attacco! Ma incrocio! che spettacolo! Incrocio subito di Inuyasha che E che copre... traverso con questi quattro piloti Sì, sì. passati, Mamma mia, guarda. passati in curva 2. Guarda qua dietro comunque come lottano dalla 12ª alla 22ª posizione, sono tutti attaccati, mentre i primi due sono ancora in lotta, ancora incrocio là tra le prime due posizioni. Come possiamo vedere adesso sono affiancati, si apprestano a queste due curve a sinistra, all'esterno potrebbe avere un vantaggio ma va addirittura sulla sabbia e sull'erba e Ghiaia per mantenere la posizione, riesce a tenere la posizione in qualche modo, però potrebbe avere il kart qualche danno in questo momento, speriamo di no, sono abbastanza resistenti ma comunque farli passare sull'erba e sui cordoli non è il massimo per questi kart, possiamo dirlo assolutamente. Mamma mia che gara pazzesca fino ad adesso, siamo solo al quarto giro adesso che arrivano affiancati sia Inuyasha Albi. Guardali. All'interno lo prende, mentre alle 17 è riuscito a prendere la posizione e adesso siamo su Devil Alex che ha proprio davanti Pietro. Mentre Giro 94 ha perso altre posizioni qui, Devil Alex ci prova Bravo. dall'interno, si è affiancato. Bravissimo. Ha rallentato un pochino in entrata e ha fatto andare lungo l'altro pilota e c'era quasi riuscito. Ancora buoni tentativi perché comunque è proprio attaccato dietro, potrebbe tentare la staccata anche qua. Ma lui aspetta intelligentemente, infatti è stato molto bravo, ha sfruttato bene la traiettoria, ha perso poca velocità rispetto all'avversario. Queste due sinistra possono essere molto utili per prendere la giusta velocità per attaccare in questa sorta di 8 barra infinito. Vediamo se proverà l'attacco, aspetta ancora. In questo Ha caso chiuso Devil meglio. Alex e ha chiuso bene le porte, scusate, ha chiuso molto bene le porte, però è lì attaccato Devil Alex per la quinta posizione, quindi aspettiamoci una bella lotta, mentre qua davanti Albi alla fine è riuscito a passare Inuyasha e vuole scappare, è sempre vicino Inuyasha ma può succedere ancora di tutto da davanti, e non solo, perché stiamo vedendo davvero cambi di classifica totalmente, drift. Passo.
drift e attacco nelle posizioni, nelle retrovie. Cioè, non tanto nelle retrovie, comunque parliamo di top 10, grande sorpasso, con anche i piloti nelle retrovie che stanno continuando a scambiarsi posizioni. Siamo su Giro 94HC, che adesso vedremo se tenterà l'attacco. Aspetta giustamente di tentare la manovra e rimane dietro al pilota in tuta rossa, che in questo caso dovrebbe essere Davide Alez. Sì, esatto, dovrebbe essere lui e peccato per appunto Giro 94 che aveva fatto una brutta partenza ma poteva ancora recuperare perché era molto vicino. Mhm. Tanto anche qui un bel sorpasso all'interno. Sì, occhio perché se non ho visto male Inuyasha è riuscito di nuovo a ripassare Albi. Grande lotta tra i primi due che stanno continuando a scambiarsi di posizione giro per giro. Davvero incredibile quello che stanno facendo là davanti. Stanno facendo divertire la folla. Mentre Giro 94HC adesso si trova ancora dietro a Devil Alez, i due piloti con l'onboard. Vediamo se riuscirà a tentare un attacco che in questo momento sembra difficile per la distanza tra i due piloti, ma non è sicuramente impossibile. Vediamo se ci sta pensando sicuramente. Vedremo se riuscirà ad attaccarlo nel giro di Bella linea. questo giro. Ha fatto una bella linea e è riuscito a sfruttare bene l'uscita, sfruttando tutto il cordolo e non intraversando il kart. Esatto, esatto. Come abbiamo detto proprio nelle scorse gare, l'importante è quello di non intraversare il kart perché si E non perde perdere tanta velocità. Esatto. e soprattutto più che la velocità stessa si perdono giri motore, perché sono importantissimi da tenere ad alti giri questi kart. Sì, soprattutto se, come hai detto tu, è importante tenerli ad alti giri proprio perché vanno sotto coppia sostanzialmente. Esattamente. Occhio qua, Albi ci riprova interno, Bello. incrocio di traiettoria ancora Inuyasha ci prova, ma è davanti Albi questa volta. Quindi Occhio che lei è comunque abbastanza vicino da poter sperare in un errore dei due e passare. esatto, esatto, può succedere ancora di tutto in questa gara pazzesca con grandissimi cambi di posizione praticamente in tutta la griglia. Abbiamo visto Dennis Criminal con Giova, Macuno con Jack, Vego con Badalmaz e Censo con il milanese, quindi davvero grandi cambi di posizione. Con Verissimo. Inuyasha che è ripassato di nuovo davanti a Albi, non abbiamo visto il risorpasso, però Inuyasha vuole tenere quella posizione a tutti i costi. Mentre Ale 17, come hai detto tu, può assolutamente approfittare di un errore degli avversari e si sta avvicinando pian pianino, quindi potrebbe assolutamente approfittare e avere un gran vantaggio a stare dietro ad entrambi. Deve approfittarne perché altrimenti non ne uscirà terzo, quindi Ancora affiancati i due con Albi che ripassa, vediamo in curva 2 se ci sarà l'attacco di Inuyasha, non riesce ad attaccare ma è lì dietro. E Ale è arrivato, Ale 17 è arrivato, quindi occhio. Quindi occhio davvero, con Giova che ha perso ben 3 posizioni, passando in 12esima, con i piloti dietro di lui che sono riuscito a ripassarlo, mentre Devil Alez ha davanti a sé in questo momento Pietro ed Happy Today che sono in lotta per la quarta e quinta posizione. Vediamo se Devil Alez riuscirà a provare un attacco nei confronti degli avversari davanti a lui, però adesso è distaccato, quando mancano 2 giri alla fine praticamente. Molto bella come linea, infatti guarda come si sta avvicinando nei confronti degli avversari, pian pianino sì, ma sta anche arrivando. perché si stanno dando fastidio, quindi questo va tutto a suo vantaggio. Esattamente, esattamente, vediamo adesso la classifica, si aggiorna con le prime 3 posizioni che rimangono uguali, mentre Happy Today è ancora davanti a Pietro, ma ecco forse il sorpasso di Pietro in curva 1, vediamo se in curva 2 ci risarà la lotta. Prova dall'interno, riesce a risorpassarlo almeno virtualmente in questo momento, ma all'interno riesce a tenerlo Happy Today che rimane davanti, mentre là davanti non vorrei errare, ma forse Ale 17 è riuscito a passare Inuyasha. Lunghi i due piloti. Er- Lunghissimo. Non Sono riesco, andati perpati. non riesco a Si è arrivato. capire se non è Ale 17, è Albi. È Albi. Ale 17 è riuscito ad approfittarne e siamo all'ultimo giro. All'ultimo giro. Ale È 17 stato il tutto per tutto. attualmente alla prima posizione, da capire se c'è stato un contatto tra di loro o se Ale 17 è proprio passato tranquillamente. Adesso
appena si arriverà al traguardo e dopo avremo la classifica lo sapremo, ma in questo momento è proprio Ale 17 che vince la gara con Inuyasha secondo, terzo Pietro, quarto De Virales che anche lui è riuscito a passare, quinto Epic Today, sesto Giro HC che è riuscito a passare anche lui, Albi che è arrivato addirittura in 10ª posizione, quindi disastro per Albi. Mamma mia, che gara pazzesca, nel mentre come possiamo vedere dagli onboard ci sono state delle belle congratulazioni praticamente dai piloti che hanno fatto questa fantastica lotta. Comunque vincitore Ale 17, quindi confermato che non ha subito penalità. In seconda posizione Inuyasha che è arrivato secondo con l'errore fatto insieme ad Albi, e terzo Pietro senza subire particolari penalità, quindi Pietro che si è ritrovato alla fine in un po' di insperato perché non se l'aspettava sicuramente, però complimenti perché è rimasto sempre là davanti e l'errore degli avversari le ha permesso di poter andare là davanti. Comunque bello vedere che il best lap l'ha fatto Mach 1 che è in settima posizione, quindi vediamo adesso Pietro che ha le 17 che ha vinto, Inuyasha che è secondo, terzo Pietro, quarto Epic Today, quinto Giro 94HC, sesto Denix Criminal, settimo Mach 1 con anche il giro veloce, TNT in ottava posizione, nono Jack, decimo Piccolo Mone, undicesimo Finelli, dodicesimo Mattias 12, tredicesimo Raider, quattordicesimo Fonti, scusate, quindicesimo David Alex. Poi abbiamo in sedicesima posizione Vadalmaz, diciassettesima Censo, diciottesima Ninja Edicolas, diciannovesima Giova, ventesima Veggo, ventunesimo Albi, che quindi a quanto pare da quello che vediamo in classifica è quello che ha causato l'incidente, perché era decimo alla fine della gara. Se si trova ventunesimo ha sicuramente fatto qualcosa, e poi 22esimo il milanese. Quindi direi che possiamo concludere qui questa fantastica giornata di gare. Ringraziamo i ragazzi degli Amici del Kart di Veneto per la fiducia nei nostri confronti e ci siamo divertite tantissimo, quindi davvero grandi gare. Un E saluto da... ringraziamo tutti i Vai. piloti che ci hanno regalato questi spettacolari, anzi queste spettacolari gare da commentare. Esatto, perché senza di loro non ci saremmo divertiti così tanto. Esatto. Quindi un ringraziamento da tutto lo staff di RT e ovviamente dal nostro Daniele Gianfagna E dal nostro Tommaso Maffei. e Tommaso Taffei, sarebbe stato Maffei, bellissimo. sì, sì. Comunque, buona serata a tutti.